nelle piazze, non nei teatri, con la crisi che c'è oggi. Grazie. Amico mio, ma allora adesso spieghiamo come si chiama lei. Allora, lei deve sapere che i tour hanno dei costi piuttosto elevati, cioè non è che ci sono solo gli artisti da pagare, bisogna pagare i trasporti, i tecnici. A proposito, ma tu il 27 dovresti essere a Scendere, se non ricordo male. È gratis, credo sia una piazza. Io faccio 2 date che sono pelosa a parte. Le prossime saranno tutte nelle piazze. Si sente benissimo. Anticipate un momento caldo. Come vede? Allora, altra domanda, dai, a parte gridare, una domanda, un concetto di senso compiuto, soggetto, una tecnica italiana nella fontana, tutti e due. Allora, il tuo nome è un complimento, velocemente. Annalisa, chiamo e sei bellissima. Ecco, adesso non ci sono dei problemi. Un'altra domanda, dai, una domanda, velocemente, se no poi iniziamo col firmatorio. Ok. Allora, questo nostro amico che si chiama Anthony, vai. Un GT Live. Mi sembra una bella domanda. Io spero di sì, sicuramente lo farò, però mi auguro che sia il momento giusto. Adesso secondo me è presto, perché ho fatto poche cose. Siamo già al terzo disco, mi vorrei svegliare. Siamo al terzo, però sono stati veloci uno con l'altro. Certo. Quindi bisogna mettere ancora un po' di sostanza al fuoco. Intanto adesso c'è il tour, quindi di date da fare ce ne sono e anche l'occasione magari di registrare qualche pezzo dal vivo. Poi si decide se fare il disco. Assolutamente. Senti, ti faccio una domanda da speaker radiofonico incallito. C'è un CD molto, fatto di canzoni molto allegre. Sì. Hai scelto un singolo non particolarmente estivo, secondo me. Adesso ti svelerò una cosa. Cioè, se penso a Sparamore mio, a io, non so, mi sembra che è molto più rapido, secondo me. Sì, però dal punto di vista del testo e anche della larghezza dal punto di vista del contenuto, no? C'è questa parola, è molto condivisibile e poi anche molto identificativo. Ok. Se dobbiamo essere sinceri, Sì. sai che io sarei comportato scittile Sì. e non so ballare. Certo. Ecco, tutti pensavano che bastasse non so ballare e quindi si pensava di fare non so ballare E poi uscire con scintille d'estate. Ok. Invece è stato Richiesta per l'inverno. Sì. Come singolo invernale, meraviglioso addio, che secondo me è un pezzo perfetto per me. Siete d'accordo con me? Allora, ultima domanda e poi abbiamo un sacco di gente alla quale far firmare degli autografi in bagno. Ci sarete camici? Direi di no, credo di no. È stata questa veloce l'ultima. Vabbè, questo ok, serve una domanda, col punto interrogativo, subito. Nessun altro? Ok. Siamo alle dichiarazioni d'amore, l'ultima qui. Questa si chiama richiesta, non domanda. Allora, Buoni, un attimo, fatela parlare. allora, sì. Ne cantiamo un pezzo di qualcosa insieme. Cosa vuoi? Scintille? Alice? Vuoi che ti mandiamo la base, facciamo una Allora, aspetta, facciamo una votazione. Sì. Chi vota per scintille? Io voglio per scintille. Ok, tu voti per È scintille. nell'andamento secondo me più rilevante. Chi è per Alice? Chi vota per Alice? E Alice sia? Mi sa che è perso. Vabbè, fa niente. Allora, se tu sei d'accordo, te la facciamo andare da su e la cantiamo tipo karaoke tutti insieme, se Esatto. per te. Ragazzi, mettiamo Alice per favore dalla regia, la cantiamo in coro. Abbiamo... perché... C'è la base? C'è la base, io non so. Abbiamo la base sopra? Non c'è la base. Solo caffè. Io voglio farla cantare. Facciamo un pezzo a cappella. Corretto, facciamo. Ok. Prego. Allora facciamo il ritornello, va bene? Siete pronti? Dovete cantare con me? La città si fece piccola in fondo agli occhi suoi blu. Goodbye, mia dolce meraviglia, io volo più in alto del blu. Lei restò per sempre lì a guardare dalla finestra sola con un gatto blu.
vogliono il pass e il CD già aperto. Annalisa Scarrone, questo pomeriggio in Piazza Campania! Adesso possiamo anche mettere un po' il disco così ce lo cantiamo e il nostro lavoro, quello mio in modo particolare di Vecchia Zia, è sempre lo stesso, cioè quello di